Ma sì, dai, che si versa Carnevale 2019. Buona festa a tutti! Esatto, signore e signori, sul nostro palcoscenico, sulla nostra astronave che ci condurrà in questi 10 giorni di Kermesse veneziani, i grandi giorni stanno arrivando del Carnevale di Venezia. Bonjour à vous, tous les voyageurs spatio-temporels protagonistes de ce carnaval méga galactique. Postez vos photos, vos plus belles photos sur Dies Carnaval Venezia 2019 ou Dies Blame the Moon ou encore Yeah, we can't talk about traditional events without our grandmaster of historical and reenactments. So with us, Massimo. Siamo pronti per il grande rito d'apertura. Vedete che sta arrivando il Doge che rimarrà sul parterre prima, perché giustamente come tutti i grandi capi di Stato bisogna che ci sia la sicurezza, che sia tutto Ci mancherebbe altro, ci mancherebbe altro. Allora abbiamo il Doge in persona. Allora, diciamo che oggi è la giornata in cui il Carnevale ufficialmente comincia. Ieri abbiamo avuto come un prologo, un'anteprima del Carnevale. Abbiamo visto ieri la prima sfilata di maschere, abbiamo collaudato il nostro palcoscenico, abbiamo avuto le Marie, le 12 Marie che sono salite ieri sul nostro palcoscenico e che vediamo stanno per entrare in piazza anche oggi. Anche per loro un'avventura straordinaria quella che le attende in queste giornate. E l'angelo di quest'anno è, come da tradizione, la Maria vincitrice del concorso dell'anno scorso, e lo vedremo tra poco volare dal campanile di San Marco proprio qui. C'è la corte del Doge, abbiamo le delegazioni dall'Italia e dall'estero, abbiamo la delegazione dell'Università di Francoforte, abbiamo i Lanzichenich di Bretten, la BOL, abbiamo i Firlitanze di Soest, abbiamo il Carnevale di Novara, abbiamo il Carnevale di Biella, tutte delegazioni che poi piano piano, i Bonner, Stadtsoldaten, tutte delegazioni che poi andremo a conoscere, anche se la prima vetrina d'apertura di questa domenica io la vorrei dedicare alle associazioni del Carnevale. Qui viennent de toute l'Europe ici pour défiler pour le carnaval de Venise. Ils sont tous en devise, en habits rigoureusement historiques, hein, on y tient beaucoup. Et voilà, jouissez de cette merveille. Now we will see our historical parade with all the association, international and Italian one. We will see also our 12 gorgeous ladies, the Marie, and we remember that the flight of the Angel of this year that we will see now in a few moments on this stage. The angel, our angel, is the lady that won last year. Possiamo anche dire il suo nome. L'anno scorso la Maria vincitrice dell'edizione del Carnevale 2018 è stata Erika Chia. Lunga sfilata di costumi, di maschere, di colori, di fantasia, quindi il primo gruppo che sale sul palco è quello delle maschere di Mario del Settecento veneziano. Proprio originali 700 credo, no? Sì, no, proprio, e ogni anno li ricongeliamo. Beh, e li tiriamo fuori a Carnevale, li scongeliamo, li tiriamo fuori a Carnevale. Per il giro che vi vedano, che vi possano fotografare. Un tour per voi del nostro palcoscenico, ci prendono un po' le misure perché poi li rivedremo anche poi nei prossimi giorni. Certo. Dopo di loro vedo già arrivare il corteo aperto da Giovanna Barbiero, sono l'associazione internazionale del Carnevale di Venezia, una delle due associazioni storiche, nel senso che da tanti anni, da oltre 20 anni anche loro animano i nostri cortei, le nostre feste, le feste nei palazzi, nei campi. Loro mentre le maschere di Mario sono un'associazione storica, nel senso che proprio ricreano l'anima più barocca del nostro, autenticamente barocca del nostro carnevale, l'Associazione Internazionale del Carnevale ha una caratteristica in più, che unisce ai costumi del Settecento la fantasia, la creatività sartoriale di oggi, quindi è una bella contaminazione nei secoli fino ad arrivare al presente. Giovanna Barbiero, la Presidente, apre il corteo dell'Associazione Internazionale del Carnevale di Venezia.
Cioè, l'invito è anche a osservare ovviamente tutti i particolari. Poi la cosa divertente di queste associazioni è che c'è tutto un anno di lavoro dietro, di preparazione per arrivare a questo momento che viene vissuto come il momento veramente clou. E poi so che non solo il carnevale, so che anche in altre occasioni c'è la possibilità di vestirsi e di fare questi viaggi temporali, perché il loro è veramente un viaggio temporale. Buongiorno, ben arrivata. E notiamo che vedete lo stile particolare e anche il richiamo al nostro tema del carnevale. Infatti la nostra presidentessa ha una bellissima costellazione di stelle e lune sulla propria testa. E mentre scendono gli amici dell'Associazione Internazionale del Carnevale di Venezia, a ruota dopo di loro arriva l'altra associazione storica del nostro carnevale, che è l'Associazione degli Amici del Carnevale di Venezia. È un'associazione altrettanto storica, da tanti anni, anche loro oltre 20 anni, che animano i nostri cortei, le nostre piazze, le nostre feste. Sono tutti anche qui creativi del costume, partendo dalla tradizione barocca, poi inventano, aggiungono, costruiscono. Vedo arrivare delle magnifiche ali, per esempio, che quindi ci portano anche in una dimensione ultraterrena del nostro carnevale, veramente magnifici. L'Associazione Amici del Carnevale di Venezia. Colpo d'occhio da qua sopra della piazza è sempre una cosa unica e affascinante. In più, con tutte queste maschere che vediamo sfilare sul nostro palcoscenico, il cuore si riempie di gioia e gli occhi veramente di colori e di stupori. Come va laggiù piazza? State bene? Tutto a posto lì in fondo? Vi vedo al caldo. Anche i pinguini da questa parte, come state voi pinguini di qua? State bene? Riuscite a vedere bene? Tutti in attesa che l'angelo venga a scaldarci, mentre c'è un angelo Valchiria che sta per salire sul nostro palcoscenico. Come dicevo, loro riescono ad andare oltre quella che è la tradizione della maschera veneziana del Settecento e creano anche questi costumi estremamente fantasiosi che ci portano oltre veramente la dimensione classica del nostro carnevale. Assolutamente. Me li terrei qua questi due uccellacci meravigliosi. Beh, vogliamo i due uccelli qui con noi? Rimanete qua con noi. Volete salire? Uno a destra, uno a sinistra sul palco. Guarda, ce li mettiamo qui. Non te temo. Che così li abbiamo. Così possono ammirarli per bene. E simboleggiano oltretutto quello che è il nostro carnevale Blame the Moon, dove la tradizione incontra l'innovazione e dal passato al presente arriviamo al futuro. Anche qui si parla di storia ma anche di fantasia, fantascienza, di futuro. È inquietante avere questi qui vicino però, No, non sono, devo dire che hanno qualcosa un po' da Flash Gordon, da personaggi un po' legati a quel mondo, all'immaginario di Flash Gordon e anche del mondo del fumetto, sicuramente meravigliosi, veramente meravigliosi. Bellissima cornice. Sei contenta lei, Messie? Bellissimi. Chi è arrivato qui sul palco? Noi stiamo andando verso la coda del corteo che appare adesso davanti alla Basilica, che ci porterà invece verso l'800. Adesso vediamo se comunicazione di servizio volante riusciamo ad allargare un pochino il nostro parterre, visto che sono tanti gli amici con degli abiti molto voluminosi, quindi magari chiedo qui alla produzione se si riesce anche a farli spostare sul lato opposto a quello loro già comunque lasciato. Vediamo un po' al volo organizzare, che sono veramente tantissimi gli amici coloratissimi e bellissimi delle associazioni carnevalesche veneziane, e non solo, perché ricordiamo che sia l'Associazione Internazionale, e già lo dice il nome, del Carnevale di Venezia, che gli Amici del Carnevale hanno soci in tutto il mondo e vengono a Carnevale ogni anno da tutto il mondo. Io se dovessi vestirmi da carnevale mi vestirei da orso polare, così mi copro tutta fino alla testa, così. Come lei praticamente, uguale. Non proprio. Praticamente uguale, vestita da orso.
E mentre scendono gli amici del Carnevale sale l'ultimo gruppo storico, sempre del nostro Carnevale di Venezia, sono le dame e i cavalieri che ci portano nell'800, quindi ultima carrellata storica. Loro tra l'altro sono tutti gruppi che danzeranno questo pomeriggio e la prossima domenica per portarci anche nel magico mondo dei gran balli dei palazzi reali di una volta, non solo di Venezia, dove il Carnevale era appunto lusso, lusso, lusso. Io come regina di tutti i pianeti per oggi ho comandato che il sole splendesse sulla piazza, non so se ho fatto bene. Grazie Galaxy Girl, Prego. veramente gentile, veramente gentile. E un po' di scirocco, no? No, di questa stagione noi amiamo, il Carnevale viene col freddo, Esatto, ci piace tanto, anche per consumare poi le nostre galani, maschere. frittelle. Bene, che meraviglia, guardate quanti soggetti un po' alieni, un po' misteriosi, un po' marziani, ma d'altronde questo è il Carnevale ispirato alla luna e alle sue fantasie, fantasticherie, stranezze, quindi tutti quanti siamo autorizzati a diventare un poco matti. Esatto, allora E richiedo di nuovo alla produzione questa cosa un po' al volo, perché come vedete il parterre è pieno, se riusciamo magari ad aprire un pochino anche sull'altro lato in modo di far entrare un po' dei nostri amici con le maschere, che li vedano anche dall'altro lato, che sono bellissime da vedere e ci stiamo un po' tutti. Eccoli, Ed eccoli! Con il corteo aperto da Fabio Barbierato, le dame e i cavalieri, gruppo di danze ottocentesche Ben arrivati. e che vedete dagli abiti proprio ci portano anche loro nell'atmosfera dei grandi balli. E così abbiamo cominciato il nostro Carnevale salutando quelle che sono le nostre associazioni carnevalesche più importanti, quelle che, come dicevi giustamente tu, di anno in anno si preparano per festeggiare il Carnevale e per farlo festeggiare agli altri. esattamente. Tutti qui in attesa del volo dell'angelo. Certo. Il volo dell'angelo che da qualche anno arriva dal campanile verso il centro di Piazza San Marco, ma la storia, vero Massimo, era diversa. Una volta avevamo un altro tipo di volo, si faceva da un'altra parte. Vogliamo raccontarne un po'? Allora, il volo dell'angelo è un volo storico. Nei secoli passati lo si faceva nel lato dall'altra parte, nella piazzetta. Si partiva tra l'altro da delle imbarcazioni, si saliva fino al campanile e si tornava indietro. Erano degli equilibristi, c'era lo svolo del Turco che poi venne cambiato nei secoli, ci fu la Colombina che venne ripresa negli anni 70 qui, che era questo grande uccello di cartapesta che esplodeva coriandoli. Poi si è riportata la tradizione dell'angelo spostandolo in questo lato della piazza per permettere a tanta più gente di poterne godere la visione, perché dei quadri del Dürer piuttosto che di altri artisti dello stile gotico. Loro sono proprio lanzichenecchi veri, cioè parlano lanzichenecco e si muovono proprio come lanzichenecchi. Assolutamente. Ecco, io mi sposterei, non so voi. Sì, fanno un bel combattimento Attenzione, agito. onghe, famosa. Noi amici. Ragazzi, cosa fate? No, ma per favore, Carnevale, non è il momento. Vi sembra il momento? No? Piano, piano. Ma cosa fa? Piano, no, ma per favore. Ma fanno sempre così questi. Questi sono così, quelli ce l'hanno nel sangue, hanno un testosterone altissimo, lo sfogano così. Il Lanzichenecco è proprio niente. Se il Lanzichenecco la domenica mattina non si fa un combattimento non è contento. Vedi, parlano proprio Lanzichenecco autentico. Are waiting for the flight of the angel that is the event that traditionally opens the Carnival of Venice. In the past we had the flight of the Turco, the Colombina, also some strange. Mais avant qu'il y ait l'ange, c'est assez récent l'ange. À l'époque, il y avait le vol, il y avait des funambules qui partaient du bassin de la place Saint-Marc et qui remontaient jusqu'au campanile de San Marco. Ils montaient, ils descendaient, puis on a changé ça par des machines, puis c'est devenu une colombe, puis enfin, et on en... Sul nostro palcoscenico andremo a riconoscerle anche oggi per il pubblico che viene per la prima volta in piazza. Entrino le 12 Marie 2019.
our beautiful Venetian girls that participate. Incontri, meeting e rappresentanza della città di Venezia saranno poi valutate e giudicate da una giuria di esperti, ma anche il pubblico popolare potrà votare la propria Maria, la Maria del Gazzettino, attraverso il voucher pubblicato sul Gazzettino di Venezia. Quindi datevi da fare, Ma è andate a vero, conoscerli. capitano, che oggi loro saranno la nostra giuria per il concorso della maschera più bella dell'universo? Certo, assolutamente. A oggi loro aspetterà il compito di eleggere la maschera più bella di questa giornata, di questa prima domenica del Carnevale. Andiamo a Vai a conoscerle. cogliere Maria Grazia a conoscerle. Bartolato, che è l'angelo custode delle 12 Angelo Marie. Custode. E ovviamente c'è la corte dogale, che sono i procuratori e le procuratesse. Lasciamo il palcoscenico al Doge e la sua corte. Il Doge che rimarrà sul nostro palco insieme ai procuratori, alla dogaressa, al Capitan Damar, che sono le massime autorità. Sfilano per il saluto al Doge la delegazione dell'Università Goethe di Francoforte. E le procuratesse della Repubblica di Venezia sono le dame di compagnia della dogaressa che dopo il doveroso saluto si riportano sul parterre. Ormai tutto è pronto, ovviamente ora sta al nostro serenissimo principe, al Doge di Venezia, Carnevale o no? Ma con tutto quello che succede, E allora? Come? no, ma sì dai, che si versa il Carnevale 2019. Buona festa a tutti! Hollywood si girerà con l'angelo e lo porterà lungo la passerella fino in fondo, perché Perfetto. tutti possano vedere il nostro angelo del Carnevale 2019.